Loro sono 9 donne, 9 professoresse, coloro che sono parte fondante della nostra educazione e con cui spesso troviamo difficoltà a relazionarci. Hanno invece attraverso questa intervista espresso il loro amore puro per un mestiere che senza dubbio è uno dei più belli del mondo. In che modo il controluce, quindi il porsi sotto una luce diversa agli occhi degli altri, è presente nel vostro lavoro? Penso che quando si sta in un'aula, in un corridoio, in fila alla macchinetta del caffè, negli ambienti di una scuola, oppure quando si sta, come in questo momento di didattica a distanza, dietro una telecamera, mh, uno sia sempre in controluce nei confronti dei propri studenti. Gli alunni percepiscono tutto, percepiscono la tua preparazione, la tua sicurezza e anche la tua serenità. Di fronte a loro sei sempre completamente in trasparenza. Più mostri, più lasci vedere, più gli studenti ti si avvicinano perché riescono a superare la barriera. Più riesci a creare un'interazione sincera, più riesci a condividere e a far apprezzare anche i contenuti di una materia un po' ostica come quella che insegno io. Penso che noi insegnanti siamo dei soggetti per vocazione posti contro luce e mi piace visualizzare questa immagine ponendo proprio il docente in mezzo tra un grande fascio di luce che proviene da tutto quel bagaglio culturale che ha, da quelle conoscenze che si è costruito nel tempo, ma anche dalle esperienze che si sono radicate attraverso il lavoro, e questo fascio di luce attraversa il corpo dell'insegnante e arriva a quegli osservatori, agli alunni, agli scrutatori che attraverso appunto le vene, la carne, il sangue del docente stesso riescono a percepire la forza dei saperi. Io sono profondamente convinta che non ci possa essere azione didattica senza una relazione umana. Cosa vi ha portato a dedicare il vostro lavoro e a spendere le vostre energie per i ragazzi? Quali sono i motivi della scelta di questo lavoro? Fondamentalmente sono tre. Il fatto che lo sport, l'attività fisica è qualcosa che mi porto dentro e la cui passione è stata trasmessa probabilmente da mio padre, quindi già quando ero bambina. In secondo luogo la passione proprio nella ricerca della relazione con i ragazzi, quindi questo imbastire quotidianamente rapporti con i ragazzi, quindi con una fascia di età ben precisa. In terzo luogo direi che è un lavoro vivente nel senso che un po' ti si cuce addosso, te lo senti tuo e forse non è nemmeno un lavoro, cioè non gli puoi dare dei tempi, non puoi renderlo contrattabile. Non è solo insegnare, non è solo scegliere un lavoro, ma è proprio di più assumersi la responsabilità di quella che sarà la società futura, di quella che è la vostra formazione, la vostra educazione, ma allo stesso tempo alla base c'è un grande piacere di confrontarsi con voi ragazzi, con i vostri desideri, le vostre realizzazioni, e vedere anche come con il trascorrere del tempo la vostra maturità cambia, voi stessi cambiate. Vi è mai capitato di riscontrare negli stessi ragazzi situazioni di disinteresse? Come vi ha fatto sentire? Situazioni di fronte alle quali all'inizio me la prendevo malissimo, cioè all'inizio io non potevo sopportare e non accettavo che qualcuno potesse non trovare del bello laddove invece era veramente la bellezza, e questo mi feriva. Ho capito che siamo comunque tutti diversi, che abbiamo comunque delle attitudini che possono variare, ci sono dei ragazzi, no, che magari non trovano ancora il bello in quello che si fa, dico ancora perché secondo me poi con la maturità
maturità spesso certe cose si apprezzeranno e magari hanno, no, degli interessi differenti. Io posso provare, no, a sollecitare, a dare stimoli, a piantare dei semi che magari in futuro germoglieranno, ma non posso insomma pretendere che piaccia per forza quello che magari a me piace veramente tantissimo. In questo lavoro ci sono delle delusioni, ma spesso ci sono anche delle soddisfazioni immense. Il disinteresse è sicuramente la cosa più frustrante in questo lavoro, perché ti impegni fino in fondo proprio al fine di suscitare interesse, sicuramente nei confronti della tua disciplina, ma la prima cosa che devi suscitare è un interesse nei confronti di te stesso. Il primo obiettivo è catturarlo, l'interesse, e far sì che i ragazzi abbiano il coraggio, la voglia, il desiderio di mettersi in gioco di fronte a noi, che si fidino di noi docenti. All'inizio della mia carriera ho insegnato in un istituto professionale. In una classe in alto sulla porta c'era un foglio attaccato su con scritto "si fa tanto per stare insieme". Avevano lasciato un insegnante che amavano molto, però questo mi ha spinto insomma a cercare un po' tutte le strategie per poter risolvere questa situazione e devo dire di esserci riuscita, perché poi quei ragazzi che maggiormente insomma mi hanno all'inizio osteggiato, mi hanno manifestato la loro avversione, che insomma seguivano poco eccetera, sono stati poi quelli con cui ho instaurato invece dei rapporti più profondi. Perché, secondo voi, i ragazzi provano questi sentimenti? Le situazioni di disinteresse possono avere origini diverse, possono essere dovute a delle motivazioni interiori all'alunno, così come possono essere provocate dall'ambiente in cui vive, possono essere invece determinate dal docente, che magari non è in grado di essere così bravo nella comunicazione e nel trasmettere la passione. Indipendentemente da queste motivazioni, personalmente tendo di più a ricercare la colpa in me stessa. È più uno scavare dentro di me e cercare dove sbaglio. Un ascolto profondo e attento dei suoi silenzi o delle sue parole o delle sue espressioni che passano attraverso il corpo. Mi piacerebbe invece dimostrare che in realtà l'ora di religione è un'ora per confrontarsi, per imparare anche a rispettare idee diverse dalle proprie. Mi dispiace quando un ragazzo non partecipa al dialogo, allora questo mi fa pensare se in realtà sia disinteresse o magari questo sia in qualche modo, no, la manifestazione di un disagio ad aprirsi, a parlare di sé. Mi dispiace quando a volte magari i ragazzi non riescono ad aprirsi, perché questo significa che non sono stata in grado di creare un clima di dialogo, di ascolto e di accoglienza. Ma questo è per me un continuo stimolo a migliorare. Avete mai vissuto un cambiamento interiore portato dalla vostra esperienza e dal confronto con i ragazzi? In che modo vi ha cambiati? Seneca dice: "Dum docent", mentre insegnano, discunt, imparano. Proprio perché l'atto dell'insegnare porta inevitabilmente con sé quello dell'imparare. Nel momento in cui si impara, si cambia. Quindi il cambiamento interiore è parte integrante ed evolutiva del lavoro di un insegnante. Nel corso del tempo i ragazzi stessi mi hanno insegnato che la magia di insegnare sta proprio nella capacità di saper affidare quello che uno sa. Oltre ad affidare ho imparato anche ad ascoltare molto di più.
piuttosto che essere ascoltata, ascoltare è una cosa estremamente importante che ha modificato il mio modo di vedermi come insegnante e di rapportarmi con i ragazzi. Potrei citare a questo proposito la frase che dice un filosofo italiano contemporaneo che è stato un filosofo a lungo occupato nell'estetica. L'esperienza artistica modifica anche chi la fa. Ecco, l'insegnamento modifica chi insegna, perché l'insegnamento è veramente un incontro e una fusione di orizzonti. Quindi io penso che ogni volta che una lezione è compiuta avvenga un cambiamento. Pantarei, no? Tutto scorre, comunque ogni volta che entro nelle vostre classi ne esco un'altra persona. E in modo particolare questo vostro progetto mi ha cambiata e mi ha dato la possibilità, sia questo progetto che questa intervista, di interrogarmi su diversi aspetti. Mi sono chiesta per esempio quanto io riesco a mettere contro luce l'altro, gli altri. Mi sono resa conto che troppo poco spesso lo faccio con me stessa e non fermarsi a ciò che pensiamo di essere e di non cadere nell'errore di pensare di essere in relazione a quello che pensa l'altro di noi. In realtà, se riusciamo a metterci contro luce però sul serio, scopriamo quanto siamo noi a volte a non credere nelle nostre potenzialità. Anche perché come possiamo pretendere di essere compresi se non comprendiamo per primo noi il sottile funzionamento della nostra mente? È fondamentale, quindi metterci contro luce. Qual è la cosa che amate di più del vostro lavoro e qual è la parte migliore del lavorare con i ragazzi? Qual è la cosa che amo di più? I ragazzi, fuori discussione. La vostra energia, la vostra esuberanza, curiosità, e cercare di darvi tutti gli strumenti, proprio anche umani, affinché questa vostra formazione e questa vostra energia venga incanalata. Una grande responsabilità, ma è anche un'immensa opportunità. Ci permettete di darvi gli strumenti per farvi avere in piena libertà la vostra, però solo vostra, idea del mondo e di lasciare al mondo il vostro segno. Mi piace per esempio il senso di giustizia, di intransigenza che spesso hanno i ragazzi, la sicurezza quando loro intraprendono, sposano una causa, la sostengono a spada tratta, quindi vanno avanti, non conoscono ostacoli. E questo mi fa apprezzare sempre di più la novità stessa dei ragazzi, perché i ragazzi sono la cosa più bella, più nuova, più attuale che ci sia. È proprio questa capacità di mettersi in gioco. La cosa che più mi soddisfa è vedere la luce attraversare lo sguardo dei miei studenti quando prendono consapevolezza di essere riusciti a migliorare nel fare qualcosa. Un lavoro che dà tantissimo e veramente ripaga dei sacrifici e degli sforzi che si possono fare. Il momento forse più bello del mio lavoro è scoprire o percepire, comunque sentire quando loro ti chiedono di continuare insieme quello che è il loro sogno. Vi lascio con una frase di Jean Piaget e che dice: l'obiettivo principale della scuola è quello di creare uomini e donne che siano capaci di fare cose nuove e non semplicemente ripetere quello che le altre generazioni hanno fatto, e voi lo state facendo. Sono orgogliosa di voi.